Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ben ritrovati, terzo appuntamento con Dialogoi a Villa Rendano. Stasera ci occuperemo di università, cercheremo di capire se quella che viene definita la terza missione delle università italiane sia stata centrata o no dall'Università della Calabria. Qual era questa terza missione in Europa? Se ne comincia a parlare, pensate, nel 2000, oltre all'insegnamento, oltre alla ricerca, l'università doveva promuovere la diffusione della conoscenza e delle tecnologie. Si è riusciti a centrare questo obiettivo. Ne parliamo con degli ospiti che ringrazio per essere qui con noi. Grazie al professor Maurizio Muzzupappa di essere con noi. Lui è del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Grazie alla dottoressa Deborah Cilio. Lei è una sociologa, tra l'altro ci piace ricordare che lei è una precaria dell'università, perché c'è anche questo aspetto in un'università che è ormai una vera e propria città, parliamo di 30.000 studenti e quindi insomma queste sono posizioni che dobbiamo capire per quanto tempo si protraggono, se si riuscirà a sanarle o meno. E poi grazie per essere con noi al professor Guerino D'Ignazio, lui è del Dipartimento di Scienze Politiche. Abbiamo voluto dare più voci, più punti di vista del lavoro dell'università. Sono con noi anche degli studenti dell'università, della facoltà di ingegneria. Con loro parleremo anche delle prospettive, perché l'università è giovane per antonomasia. Cercheremo di capire il loro futuro, come lo vedono all'interno, all'esterno dell'università, se questa università la sentono propria e se questa terza missione secondo loro è stata centrata o no. Professor Muzzupappa, cominciamo da lei. Siamo arrivati a questa promozione della diffusione della conoscenza e delle tecnologie, queste università creativi di beni comuni, ci siamo o no? O siamo lontani? La domanda è impegnativa, non è una domanda semplice, anche perché parlare di università nel suo complesso avrebbe probabilmente tutta un'argomentazione. Parlare invece di singole iniziative, di singoli docenti, potrebbe invece avere, diciamo, un altro tipo di inquadramento, perché dalla mia esperienza quello che posso dire è che ci sono tanti colleghi che hanno questo. La terza missione l'hanno posto tra gli obiettivi anche della propria esperienza professionale, e quindi credo che ci sia da parte dell'università e da parte come esperienza questo tipo di approccio. È anche vero che forse in termini, diciamo, istituzionali, per quanto l'università sia dotata di una struttura importante come il Liaison Office, c'è ancora sicuramente tanto da fare, perché per quello che posso osservare io, continuo ancora oggi a trovare difficoltà ad avere, diciamo, quasi a trovare meraviglia da parte del tessuto imprenditoriale, nel mio caso, insomma, parlo da ingegnere, la meraviglia da parte di molti imprenditori di capire e pensare che si possa collaborare con l'università, quindi quasi quasi ancora c'è da seminare e da creare rapporti di collaborazione col tessuto imprenditoriale. Dice sì, però è a macchia di leopardo, nel senso che sì, è iniziativa singola dei docenti e poi c'è questa barriera di comunicazione con la società, con l'economia del territorio. Sì, io non sento di dire che la responsabilità è tutta da parte dell'università, credo che sia proprio un problema di comunicazione in questo momento tra il mondo imprenditoriale, che è quello che io guardo, diciamo, con più frequenza, e quello che è il mondo accademico.
per quanto ci sono tantissime collaborazioni, tantissime realtà che mettono in comunicazione non soltanto l'università con l'imprenditoria, ma anche con le istituzioni regionali. Sono stati tanti i progetti che nel corso degli ultimi anni sono stati fatti, finanziati dalla Regione, che hanno permesso alle aziende di collaborare fattivamente con l'università. Quindi sicuramente c'è un movimento, c'è tanto che è stato fatto. Credo che ci sia ancora tanto da poter fare. Quindi sono dei passi in avanti, ricordiamoci che l'indicazione della Commissione europea risale al 2000, quindi sono passati 18 anni, professor Muzzupappa. No. Deborah Cilio condivide l'analisi del professore, sono stati fatti dei passi in avanti, e lei che ha una prospettiva anche diversa, un punto di vista che è quello di chi vorrebbe anche lavorare stabilmente all'interno dell'università. Mi spiega intanto quali sono i problemi che ostacolano la realizzazione di questa sua aspettativa, e poi la terza missione di cui abbiamo parlato prima, si coniuga con queste aspettative o no? Allora, innanzitutto condivido pienamente ciò che diceva il professore, nel senso che ci sono delle iniziative che sono delle iniziative a macchia di leopardo e che riguardano sostanzialmente dei settori precisi, quelli che sostanzialmente si basano sulla relazione tra economia e innovazione tecnologica. Io mi occupo proprio di innovazione tecnologica e mi rendo conto che queste resistenze che il professore denuncia, che comunque porta alla luce, esistono e creano quella forma di attrito, di impedimento affinché questa terza missione, o comunque l'idea di terza missione, possa essere portata avanti in maniera completa. Dal nostro punto di vista diventa fondamentale, dal punto di vista del precario, questa tipologia questa dimensione. Perché? Perché il precario probabilmente rispetto ai professori ha molto più tempo per potersi spostare sul territorio e comunque ha tutto l'interesse anche in termini di crescita curriculare. L'idea stessa di poter comunque socializzare ciò che studia, ciò che è il tema della propria ricerca, comunque rende maggiormente entusiasti rispetto al rimanere chiusi, incubati in una stanzetta a studiare, specialmente per noi sociologi che non tocchiamo con mano ciò che studiamo, ma che dobbiamo riflettere. Comunque c'è un tempo di riflessione e di stabilizzazione delle idee. Chiudersi sostanzialmente all'interno delle proprie stanzette crea i presupposti perché ci sia un gap tra ciò che noi studiamo e poi il mondo che va avanti. Quindi lei dice c'è anche una mancanza di comunicazione all'interno dell'università, non soltanto assolutamente sì, per esempio molti di noi, all'interno dell'università Tre Cubi ho avuto modo di sperimentare sulla mia pelle, molti di noi studiano lo stesso tema, ma all'esterno si va a cercare l'esperto all'esterno perché non si sa che all'interno c'è chi studia da punti di vista diversi lo stesso tema. Io mi occupo di energia, sostanzialmente di transizione energetica possibile e lo studio dal punto di vista sociologico, ovvero l'impatto socioambientale della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, fenomeno particolarmente visibile nei nostri territori. Ci ho impiegato anni a definire un rapporto con i dipartimenti di ingegneria che si occupano di questo tema. Questi anni sono tempo perso dal punto di vista del sociologo, che ha bisogno anche di un'interazione diretta con l'esperto, con il tecnologo che studia questo tipo di fenomeno, questa tecnologia, e me che studio il fenomeno da un punto di vista sociale. Ovviamente l'interazione è arricchente per entrambi. È una bella denuncia anche questo, dal punto di vista, si lavora per singoli, no? Sì, lavorando per singoli. Io tra il dottorato, assegni di ricerca, corsi, lavoro in università da circa 15 anni e soltanto negli ultimi 4-5 anni io sono riuscita ad avere un rapporto stabile con chi studia queste tecnologie.
ed è diventato veramente arricchente, altrimenti prima, quando io studiavo per la mia tesi dottorato, il momento più arricchente della mia esperienza dottorale è stata quella in cui mi sono dovuta spostare per esigenze di ricerca all'estero, Quindi laddove mi sono... un'unica o comunque un'università molto arida, no? Assolutamente, un punto di vista che non conoscevamo. potuta relazionare con tecnici, con tecnologi, con ingegneri che mi hanno dato la possibilità, da semplice sociologa che comunque vede la tecnologia da un punto di vista differente, non soltanto nella sua forma materiale ma nella sua forma immaginifica, e mi hanno aperto un mondo da questo punto di vista. Cioè, quindi insomma ci è voluto un po' di tempo, però si è arrivato, sì. Ed è anche questo, ripeto, un aspetto che forse non conoscevamo. Professor D'Ignazio, questa difficoltà nel centrare la terza missione appartiene solo all'Università della Calabria o è una difficoltà che registrano tutte le università italiane, tutte le università europee, visto che l'input insomma era arrivato dalla Commissione europea? È difficile dirlo, però indubbiamente ci sono delle università che su questi temi sono sicuramente più avanzate, cioè proprio perché c'è una visione, perché è quello che dicevano prima loro. In alcune università c'è una visione di un sistema universitario, un sistema, diciamo, delle varie strutture, i dipartimenti, ma quindi anche delle discipline, nel senso che veramente l'interdisciplinarietà in alcune università sicuramente sull'interdisciplinarietà sono più avanzate. Allora è chiaro che, lo diceva prima Deborah Ciglio, in un certo senso noi abbiamo bisogno sempre di questa interazione con altre discipline, proprio per proiettarci all'esterno come qualcosa di sistemico, non qualcosa di isolato, di un compartimento stagno. Alcune, diciamo, esperienze isolate sono sicuramente molto valide, ma non basta per il territorio, non basta per diciamo, lo sviluppo del territorio e non basta per adempiere proprio alla missione. Se l'università deve essere il motore di sviluppo del territorio, si deve presentare sul territorio, veramente di fronte al territorio, di fronte ai soggetti pubblici e privati, in modo organico e non in modo frammentato. E quindi siamo lontani da questo obiettivo? Lontani no, però indubbiamente non è un obiettivo che riusciamo a cogliere. Ma è solo responsabilità dell'università o è anche responsabilità delle altre istituzioni che hanno un rapporto, diciamo così, a intermittenza con l'università? Allora, posso dire che l'università, se vuole essere il motore, deve riuscire a rompere i muri, quindi che ci siano delle responsabilità anche esterne, sia del mondo imprenditoriale che delle istituzioni pubbliche, ci sono, però l'università doveva in un certo senso lanciare queste nuove sfide e forse su questo non c'è riuscito finora. Responsabilità di chi? Perché? Responsabilità, sì, ci mancherebbe altro, non voglio, come dire, rimanere in un livello generale. La classe dirigente dell'università in effetti non ha saputo interpretare bene il suo ruolo proprio diciamo, di motore dello sviluppo e quindi di organizzare l'università in modo che sia un sistema e di presentarsi all'esterno proprio. Chiariamo che lei si riferisce a tutti gli anni, no? Nel senso che sono 50 anni che si è firmata la legge istitutiva dell'Università della Calabria. Andreatta, no? Aveva proprio, forse anticipando i tempi, questo obiettivo, però insomma si va lentamente. Io dico sempre che noi viviamo di rendita ancora sulle idee di Andreatta. E non lo dico per, diciamo, ma era una persona, il primo rettore dell'Università della Calabria, che guardava molto lontano e aveva quest'idea di un'università che era completamente diversa rispetto all'università di adesso, iniziava i primi passi, ma aveva diciamo, un'idea di un'università che era
tutta proiettata sul territorio. Naturalmente l'università deve fare didattica, deve formare i ragazzi, gli studenti, deve fare ricerca, ma deve essere anche il motore dello sviluppo. Questa era la missione dell'università. In parte non è stata portata avanti. In alcuni periodi più, altri periodi di meno, ma insomma in parte non è stato portato avanti. E questo è il bilancio, no, di chi da tanto tempo si impegna, lavora, cerca di proiettare l'università in avanti. Invece qual è e che cosa si fa realmente in università? Gli studenti che abbiamo con noi stasera hanno una visione diversa, loro lavorano per dei progetti anche diciamo inimmaginabili fino a qualche anno fa. Presentatevi e dite il vostro ruolo e il progetto a cui state lavorando. Buonasera a tutti, sono Simone Chieffa, sono l'attuale team leader dell'Unical Reparto Corse. L'Unical Reparto Corse è una scuderia, diciamo, che progetta e realizza una vera e propria monoposto da corsa, monoposto di tipo Formula, che partecipa a una competizione chiamata Formula SAE, una competizione internazionale dove prendono parte praticamente tutte le università del mondo. Per quanto riguarda l'innovazione, che è il tema diciamo, trattato oggi, noi diciamo che dobbiamo innovare per competere, perché essendo una competizione internazionale dove ci troviamo di fronte a università magari in contesti anche più sviluppati, siamo costretti a stare al passo con i tempi per poter appunto competere con queste università. Non nascondo che è difficile, perché considerato il contesto geografico dove ci troviamo, le aziende del territorio che magari non ci supportano, non è semplice. Però quello che noto in tutti gli anni, con gli anni, diciamo, gli studenti che mi hanno preceduto, ci hanno preceduto, ho notato che nonostante ciò, con la voglia di fare, con la passione che è stata messa, riusciamo comunque a competere con le grandi università e questo qui diciamo può essere un barlume di speranza. Certo, uno stimolo importante. Sì. Perché hai deciso di far parte di questo progetto? Perché questo è uno dei progetti più appetiti in università. Sì, effettivamente è uno dei progetti più attraenti all'interno del contesto universitario. Ho deciso di far parte di questo progetto perché sono effettivamente coltivo questa passione che si avvicina all'ambito delle vetture da competizione, quindi desideravo mettere anche in pratica quello che apprendo magari all'università in un contesto che è molto molto più vicino alla realtà, poi se vogliamo, perché comunque noi ci strutturiamo come secondo un organigramma che è molto vicino a quello di un'azienda vera e propria. Certo, quanto conta? Mi dici anche il nome? Sì. Io sono Elisa Gelmo e sono l'attuale responsabile business dell'Unical Reparto Corse. Perché è importante sottolineare che appunto essendo strutturati come un'azienda ognuno di loro ha un ruolo preciso. Dicevo, per quanto riguarda l'esperienza che state maturando, quanto è importante, che cosa di questa esperienza ti porterai nel futuro? A cosa ti servirà? Perché hai deciso? Sì, io sono Giovanni Gangemi e sono l'attuale responsabile comunicazione. Anche io ho deciso di far parte del team per coltivare quella che è la mia passione per il motorsport, per le vetture da competizione, ma anche perché conoscendo da fuori il progetto ho capito che questa esperienza può dare molto a livello personale prima di tutto e a livello professionale in futuro, perché può essere inteso come un trampolino di lancio per il mondo del lavoro. Certo, e questa è ecco, i ragazzi che sono poi pratici e guardano al futuro, quindi la tua è una sottolineatura molto molto importante. Sì. E poi, se passi il microfono, volevo sapere, proprio rispetto al legame con il territorio, l'esperienza che avete maturato e che state maturando, perché lo ricordiamo, voi siete studenti, ancora non siete laureati, è possibile spenderla sul nostro territorio in Calabria o pensate che insomma il vostro futuro si troverà fuori da qui? Salve a tutti, sono Boris Saracino, responsabile della gestione finanziaria. Sì, penso che sia spendibile sia qui che altrove,
Perché comunque sono delle conoscenze, diciamo, generali che noi acquisiamo all'interno del reparto. Quindi impariamo anche come lavorare in team, come rapportarsi con altre persone e anche come avere contatti con l'esterno. Questo qui è applicabile qui in Calabria, come magari al nord o all'estero. Grazie per queste testimonianze dirette, anche se finora, professor Mutsupapa, restano delle speranze, no? Perché loro sono degli auspici, stanno facendo questa bella esperienza, chiaramente studiano e da studenti, questo è il loro lavoro, questo è il loro ruolo, quello che devono fare lo fanno con entusiasmo ed è un grande merito. Però, ripeto, queste sono speranze, queste speranze c'è la possibilità, anche la paura da parte dei docenti che come lei insomma formano i ragazzi che possano essere delusi? Delusi sul territorio, questo purtroppo è una constatazione che devo fare perché in tanti anni che seguo questi ragazzi che fanno questa esperienza mi rendo conto che giovani preparatissimi che escono fuori dalla nostra università sono comunque destinati ad andare fuori dalla nostra regione. Quindi è chiaro che queste competenze sarebbero spendibili, sarebbe auspicabile che fossero spendibili da noi in Calabria, però in realtà chi farà tesoro diciamo, di tutta questa conoscenza che noi in qualche modo diamo a questi ragazzi verrà invece in realtà sfruttata da altre persone. Questo credo che poi tra l'altro sia anche uno di quei motivi che in qualche modo io l'ho sempre visto come anche un ostacolo alla possibilità dell'università di creare questa trasfusione di conoscenza sul territorio. Perché sì, ci sono delle responsabilità, lo dicevo anche io prima nel mio intervento, è stato detto anche dai miei colleghi, però una delle cose che io ho sempre notato è che per esempio è vero che in Calabria esistono tante realtà imprenditoriali, spesso realtà sconosciute. Io continuo a scoprire ancora oggi realtà imprenditoriali che sono sconosciute. Queste realtà imprenditoriali non utilizzano o utilizzano in maniera estremamente parziale queste risorse di conoscenza. Ma questo, mi scusi, perché avviene? Perché le aziende non conoscono il patrimonio di formazione che c'è all'interno dell'università o perché l'università non ha il contatto con queste aziende? Dove insomma, c'è il vulnus? Non saprei darla questa risposta perché potrei dire l'una e l'altra, però non ho gli elementi per poter dire qual è. Però quello che posso dire è che sicuramente, ma anche se poi questa cosa credo che non si possa generalizzare in tutti i contesti, soprattutto in Italia, cioè spesso la gente si improvvisa a fare le cose perché si sente competente a fare qualsiasi cosa. Non voglio parlare della classe politica perché entriamo in contesti, certo, anche se quello sarebbe proprio un esempio molto eclatante. Però diciamo che dove voglio arrivare? Questi ragazzi sono formati, soprattutto i giovani ingegneri, sono formati ad essere progettisti, sono formati ad avere delle competenze specifiche. Io trovo che tante aziende calabresi la progettazione non è delegata a un professionista della progettazione. Chi deve occuparsi di determinate mansioni non è un professionista, c'è una persona formata per poterlo fare, ma ci sono persone e figure che sono improvvisate. Se poco poco si riuscisse da parte dell'università a far capire alle imprese e dalle imprese a cogliere questo aspetto, per cui riuscissimo a creare questo interscambio dove effettivamente questi ragazzi avrebbero la possibilità di lavorare e fare quello per cui sono stati formati, io credo che questo poi faciliterebbe anche, aiuterebbe di molto il trasferimento, perché loro conoscono molto di più la realtà universitaria. Io tantissimi contatti che li ho con i miei ex tesisti che lavorano in aziende, che portano il contatto diretto tra l'università e l'azienda. E quindi è questo scambio, questa trasfusione che non si è verificata negli anni o che si verifica a fatica, di chi è la responsabilità
non saprei dirlo. Certo, dire. e noi su questa riflessione, che è anche una riflessione piuttosto realistica delle difficoltà, ma è anche amara, no, per una terra come la nostra, di esigenze che non si incontrano, noi su questo ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte della nostra trasmissione, vi ricordo Dialogoi Incontri a Villarendano, ci stiamo occupando dell'università, in particolare capire se è stata centrata quella che viene definita la terza missione dell'università all'Università della Calabria. Nella prima parte è venuto fuori che insomma qualche passo in avanti è stato fatto, ma nonostante questo sia un intento della Commissione europea, dell'Europa fin dal 2000, sono passati 18 anni e ancora insomma non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Terza missione in sintesi doveva essere valorizzazione economica della conoscenza sul nostro territorio. Ancora si stenta, lo abbiamo visto, e anche missione intesa come culturale e sociale, questa terza missione. A proposito, culturale e sociale, la terza missione, Deborah Cilio, sociologa, abbiamo detto e lo ribadiamo, lo stato di precaria dell'università, perché insomma un'università che per tanto tempo tiene i suoi lavoratori in questa condizione, insomma già comincia a non... no? Dal nostro punto di vista, cioè noi siamo differenti rispetto ai precari amministrativi che comunque hanno un riconoscimento. I precari della ricerca sono sostanzialmente degli invisibili, quelli che lavorano per passione, spesso e volentieri continui a lavorare, non tanto perché hai delle velleità, quanto piuttosto perché quello che fai ti appassiona profondamente e sai bene di poter dare qualcosa, di poter fare la differenza da questo punto di vista. Abbiamo parlato prima proprio degli obiettivi di questa terza missione, lo abbiamo detto, valorizzazione economica della conoscenza, nel tuo caso mi sembra non centrato affatto. No, la valorizzazione economica da parte delle scienze umanistiche, come può essere la sociologia e le scienze sociali, diciamo che mi viene difficile pensare che ci sia una valorizzazione economica, ma c'è una forte potenzialità dal punto di vista della valorizzazione in termini di innovazione sociale. Cioè noi studiamo sotto diversi profili quello che potrebbe essere la terza missione, ovvero la creazione di forme di innovazione sociale. E dove sono le criticità? Dal mio punto di vista, innovazione sociale versus innovazione tecnologica, viene prima uno, viene prima l'altra, vanno pari passo, ci sono delle difficoltà. Poco fa il professore, secondo me, dagli studi che ho portato avanti io in termini di diffusione di fonti energetiche rinnovabili, ha colto perfettamente nel segno. Dov'è una delle criticità che possiamo individuare? Proprio il fatto di accontentarsi di professionalità che non sono professionalità, nel senso che laddove ci si improvvisa esperti, tra virgolette, di un determinato tema, ovviamente chi cresce all'interno di un percorso universitario che quindi duramente arriva a determinati goal, non trova spazio, non può trovare spazio, perché quegli spazi sono già stati occupati e magari in malo modo. Una delle criticità, per esempio, che ho individuato durante il mio percorso di ricerca e durante il dottorato, durante gli assegni di ricerca, durante la mia ricerca, tra virgolette, volontaria, è proprio questa, il fatto che spesso, in termini di innovazione tecnologica, si creino dei circuiti di sfiducia nella tecnologia che diventa poi il simbolo del fallimento. Nel momento in cui
professionalità che non sono professionalità, gli esperti non esperti o gli esperti da strada, dai, possiamo chiamarli così, utilizziamo questo termine, sbagliano. Il problema non è la professionalità che manca, ma è la tecnologia che non funziona. No, anche qui però io mi faccio un'altra domanda, credo anche i nostri telespettatori, i ragazzi, no, che saranno i futuri esperti, mi chiedo perché chi ha una esperienza, una professionalità non sa difenderla e non sa promuoverla e invece, come diceva prima il professore, cioè lascia spazio a chi si inventa. Chi è che non difende perché chi? Non siamo riconosciuti. Chi dovrebbe riconoscere? Chi ci deve riconoscere? Chi ci deve vedere come professionalità vere? Specialmente la professionalità del sociologo. I sociologi hanno qualche associazione nazionale, ma non sono riconosciuti come categoria in sé per sé. Chi ci deve riconoscere come professionisti della ricerca? Dovrebbe essere l'università, in parte lo fa, nel momento in cui si trova lo spazio, è uno spazio che è sostanzialmente intasato, le varie riforme dell'università hanno creato un imbuto che praticamente rende quasi impossibile riuscire a trovare uno spiraglio possibile per poterti inserire, ma non lo fa neanche sostanzialmente chi dovrebbe prenderle le decisioni, cioè un precario come me che vive nell'università da 15 anni, per chi decide, per chi sceglie dove far andare le risorse che sono veramente risicate, decide di darlo al giovane piuttosto che a quello su cui tu hai già investito, perché non si crede che sia abbastanza preparato o comunque è abbastanza pronto per portare avanti determinati... Vabbè, ma si creano poi altri bacini di precari, non è che... Sì, insomma, poi... sì, infatti questa politica diventa una politica perdente per tutti, innanzitutto perché si allarga il bacino del precariato, si danno speranze che in realtà sono speranze disperate e poi si creano i presupposti perché degli ambiti vengano occupati da altri. Certo. Come dicevo prima, quell'incapacità comunicativa, quel gap comunicativo tra i diversi cubi fa sì che magari uno che ha bisogno di una professionalità precisa, tipo chi sa analizzare dal punto di vista sociologico determinati fenomeni come l'innovazione tecnologica, venga surclassato da chi sostanzialmente non è capace di farlo o comunque lo fa in maniera... Questo crea un danno all'università, un danno a chi propone il progetto di ricerca, un danno a chi questa professionalità ce l'ha. Ed è chiarissimo il concetto. Professor D'Ignazio, il rapporto Anvur del 2013 dice: terza missione, e la definisce così: propensione delle strutture all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. La mia domanda è: ci sono dipartimenti che hanno fatto un balzo in avanti e centrato, si sono aperti all'esterno e altri che sono rimasti indietro, oppure quei piccoli passi che prima ci sono stati illustrati, insomma, sono stati fatti all'unisono da tutti? No, all'unisono da tutti no, lo dicevo prima, in effetti è mancato questa visione sistemica dell'università, organica dell'università, per cui ci sono state, diciamo, alcune strutture che bene o male diciamo, hanno portato avanti delle esperienze positive sul territorio e altre strutture che sono rimaste ferme. Però la domanda che mi faccio sì. è, per esempio, le start-up, che pur ci sono sì, e tante all'università, sì. riescono a portare la loro ricerca, il loro entusiasmo, la loro innovazione fuori dai cubi, come diceva prima sì. Deborah, o restano insomma sì. nei cubi chiusi? Ma le start-up sicuramente, e non solo le start-up, ci sono dei dipartimenti che sono rivolti all'esterno. Io le posso dire dell'esperienza della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, che è una struttura che non è un dipartimento ma è una scuola e che è rivolta, diciamo, completamente all'esterno per fare in modo, per il trasferimento dell'innovazione amministrativa nelle istituzioni pubbliche. E devo dire che i risultati sono molto positivi, nel senso che noi ogni anno aumentiamo l'offerta formativa, quindi alcune esperienze positive ci sono e soprattutto in questi casi c'è anche
come dire, una particolare attenzione da parte del territorio. In altri campi no, quindi insomma lo dicevo all'inizio, luce ed ombre perché in realtà l'università non si muove all'unisono su alcuni temi, però andiamo in modo frammentato e questo indubbiamente indebolisce l'università. C'è un vantaggio per l'Università della Calabria che ha, sappiamo tutti, il campus, Andreatta volle il campus, è un vantaggio nel senso che i dipartimenti e le varie strutture potrebbero veramente interagire e integrarsi, l'interdisciplinarità di cui parlavo prima, ma c'è anche uno svantaggio è che molte volte c'è l'idea che tutto si svolge all'interno dell'università. Lo svantaggio è che molte volte noi non utilizziamo bene il ponte proprio nel suo simbolo, nel senso di andare all'esterno, ma lo identifichiamo come qualcosa all'interno dell'università e per cui la nostra vita, diciamo, si svolge tutto all'interno del campus. Una classe dirigente lungimirante dell'università dovrebbe proprio fare questo salto di qualità, fare in modo che tutta l'università, quindi non solo delle singole strutture, ripeto, delle esperienze positive le abbiamo, ma una classe lungimirante, una classe dirigente lungimirante dovrebbe fare in modo che tutta l'università possa proiettarsi al di fuori del ponte. Parlo del ponte perché per noi il ponte simbolo, sì, è il simbolo del campus e quindi da questo punto di vista... Mi piacerebbe sentire velocissimamente i ragazzi, ognuno di voi, perché insomma siamo in chiusura. Secondo voi è possibile portare questa bella esperienza fuori dal ponte, attraverso il ponte fuori dall'università e far dialogare di più il territorio con l'università, le aziende, no? Che poi potrebbero essere i vostri futuri posti di lavoro con l'università? Sarebbe auspicabile? Si può fare? Lo sognate? Cominciamo da te. Sì, assolutamente, è possibilissimo, perché comunque dal punto di vista formativo e professionale, diciamo, è un'esperienza a 360 gradi che, come dicevamo prima, è applicabile comunque all'esterno ed è un progetto che può far dialogare diverse realtà che comunque sul territorio sono presenti. Elisa? Sì, secondo me anche comunque potrebbe essere portato la realtà universitaria a contatto con la realtà esterna nel mondo del lavoro, in quanto, come diceva anche Simone, noi acquisiamo delle conoscenze, sia delle conoscenze dal punto di vista professionale e sia un'esperienza dal punto di vista personale che può aiutarci effettivamente a rivolgerci al mondo esterno nel migliore dei modi. Potete essere degli ambasciatori, visto che insomma loro faticano, voi riuscite ad essere ambasciatori, visto che siete più ragazzi e comunque avete una facilità nel portare quello che fate, un entusiasmo che forse noi adulti non abbiamo più? Sì, infatti anche io concordo con quello che hanno già precedentemente detto i miei colleghi. Io ho vissuto proprio a 360 gradi questo tema. Infatti faccio parte del reparto comunicazione che è nato con l'obiettivo di far conoscere il progetto, questa realtà, sia all'interno del campus dell'università stessa, in modo tale da collegare il Dipartimento di Ingegneria Meccanica gestionale con tutti gli altri dipartimenti, con tutti i cubi che caratterizzano il campus stesso, ma anche per collegare il progetto alle aziende esterne, all'utenza esterna e appunto far conoscere proprio a 360 gradi la realtà di cui stiamo parlando. Quindi praticamente passi la parola a lui, forse voi di terza missione non avete mai sentito parlare, però lo state attuando nella pratica. Sì, ci proviamo naturalmente ad attuare nella pratica appunto questa terza missione e c'è da dire che comunque il reparto corse ha contatti con delle aziende all'interno del territorio e cerchiamo di farci conoscere anche da loro, come magari anche da scuole all'interno del nostro territorio. Cerchiamo di portare il nostro progetto anche all'interno delle scuole, per invogliare magari i ragazzi a continuare un percorso di studio dal punto di vista ingegneristico.
Grazie ai nostri ospiti studio. Noi vi lasciamo però con una scheda che abbiamo realizzato proprio all'interno dell'Università della Calabria. Insieme abbiamo scoperto, e vi lasciamo con la curiosità, che per esempio il progetto dell'Unical è incompleto, che come ci hanno confermato i nostri ospiti studio la terza missione è ancora in embrione, quindi non cominciata, non solo non centrata, ma forse sta muovendo ancora i primi passi, o comunque la si guarda ancora. Quindi vi lasciamo con questa scheda e vi auguriamo un buon proseguimento. L'Università della Calabria, un campus incastonato tra le colline di Rende. La legge istitutiva, firmata il 12 marzo del 1968, sono passati 50 anni. Quanta strada è stata fatta, quanta ne resta da fare? Questo è il progetto di Gregotti, quindi il progetto originario dell'Università della Calabria. È stato realizzato completamente, Franco Bertucci? No, non è stato realizzato completamente. Cosa manca? Cioè, anzitutto si prevedeva all'inizio nel progetto Gregotti la partenza dalla 106, come vedi, dalla 106, per poi arrivare fino a Settimo di Montaltofugo, con la stazione ferroviaria Paola Cosenza, Cosenza Sibari. Quindi praticamente noi da dove siamo partiti? Qual è in questo progetto le parti che sono state realizzate e quelle che mancano? Cioè, in sostanza sono state realizzate da dove ci troviamo in questo momento, dalla piazza Bucci, ok? Più o meno all'altezza delle Messonette. Quindi manca tutta questa parte iniziale? Tutta la parte iniziale, e poi manca tutto quello che era previsto nel progetto partendo da dove c'è la struttura attuale del Tecnines, dove c'è il teatro dell'università, fino ad arrivare a Settimo di Montaltofugo. Quindi è stata realizzata solo la parte centrale? La parte centrale, quindi è una parte tronca rispetto al progetto previsto dal gruppo degli architetti Gregotti. Per quanto riguarda l'ultimo tratto, c'era stato anche un finanziamento per poterlo realizzare? Sì, certamente. Nel 98 era stata prevista nella finanziaria del 1998 un ulteriore finanziamento approvato dall'Unione Europea di 600 miliardi. Ci fu subito una contrapposizione da parte del sindaco di Cosenza, onorevole Giacomangini, che diceva che non era necessario questo finanziamento. Da allora comunque nulla è cambiato, nel senso che il progetto non è stato completato, non si ha intenzione di completarlo? Voglio dire, il progetto non è stato completato. Certamente il problema è questo: esiste il terreno, non dimentichiamoci che c'è un territorio espropriato. Se c'è la volontà da parte dei comuni di Cosenza e Rende e di Montaltofugo, certo, se c'è questo coagulo di interventi, di partecipazione, io dico che questo progetto può essere portato a compimento. Qui siamo a Tecnest ed è dove si interrompe il progetto. Invece il completamento dove era previsto? Il completamento era previsto, se tu noti, sul Settimo di Montaltofugo, quella palazzina in rosso e grigio, doveva arrivare lì, perché lì c'è proprio la ferrovia, l'incrocio dei due tratti ferroviari a Cosenza Paola e Sibari Paola. Se tu vedi lì, quello che tu vedi in questo momento qui sotto sono delle residenze non ancora portate a termine, però subito dopo doveva sorgere, te le posso far vedere nell'immagine, tutto questo complesso di ricerca scientifica, deve essere del CNR, l'ente fieristico, le strutture fieristiche, il villaggio dello sport e altre strutture. Il primo statuto dell'Università della Calabria prevedeva, proprio per creare questa integrazione università-territorio, la cosiddetta commissione di collegamento con gli enti esterni. Questa non esiste, cioè era stata avviata dal rettore Aiello, era stata composta dal rettore Aiello, e quindi siamo grosso modo nella fine degli anni 80, negli ultimi 3 anni degli anni 80 era stata avviata, però subito dopo che è successo? È arrivata nell'87 la legge di riforma del sistema universitario che imponeva ad ogni università di redigere il proprio statuto. Noi che cosa abbiamo fatto?
fatto? L'Università della Calabria che cosa ha fatto? Anziché confermare o magari integrare il vecchio statuto, ha pensato di completamente annullarlo, ha annullato tante cose, tra cui la commissione di collegamento con gli enti esterni, e questo ha bloccato il reale collegamento tra l'università e il territorio, tra l'università e le varie istituzioni. Il campus nel tempo è riuscito a dare risposte ai laureati, a rispondere alle esigenze per cui era sorto. Franco Mollo, lei è uno dei primi studenti che si è laureato all'Università della Calabria, tra l'altro nel consiglio di amministrazione che ha approvato il progetto Gregotti. Anche dopo la laurea è rimasto fortemente ancorato all'università, l'ha vista crescere. Secondo il suo giudizio, secondo insomma come nel tempo si è evoluta l'università, che è diventata davvero una cittadella, però si è integrata con il territorio, ha dato al territorio quel contributo che era forse nel progetto originario? Ma diciamo che il contributo che l'università doveva dare, secondo quanto era previsto, non solo nello statuto, ma nello spirito della legge istitutiva, andava al di là della realizzazione della cittadella qui ad Arcabaca Tirrenia. Ma io ricordo che lo spirito era quello di integrarsi soprattutto per le problematiche della regione Calabria. Non a caso le facoltà che all'epoca partirono sono state ingegneria, difesa del suolo, perché era orientata, aveva l'obiettivo diciamo di la tutela e la salvaguardia di quello che era il dissesto idrogeologico della nostra regione, e gli altri corsi di laurea di matematica, di fisica, erano proprio di supporto a ingegneria. Scienze economiche dovevano essere la futura classe dirigente di questa regione Calabria. Se pensiamo a quello che c'è oggi, diciamo, ben poca cosa è stata fatta, meglio è stato ben poco utilizzato questo patrimonio che gli studenti che sono laureati qui all'Università della Calabria, Scienze Economica, potevano dare in questi termini. Si è tenuto poco conto di quello che poteva essere il contributo dell'università sulla difesa del suolo e anche diciamo nelle pubbliche amministrazioni. Ci sono certamente, però io per esempio vorrei sottolineare un aspetto. Si parla spesso che la Regione Calabria è un ente elefantiaco, burocratico. Allora mi chiedo, in questi 45 anni dalla nascita della Regione e dalla nascita dell'Università, quanti bandi la Regione Calabria ha emesso e quanti di questi sono stati assunti e lavorano con la Regione Calabria diciamo, attraverso questo modello? Ci sono certe laureate, però è stato più diciamo, un rapporto di tipo personalistico tra chi era alla Regione ieri, chi è alla Regione oggi e il mondo diciamo, dell'università. Questo diciamo, è quello che avviene senza diciamo, essere ombra di smentita. Il dato che vorrei sottolineare è che in questa università, nel corso di questi 45 anni, c'è stato un impegno, le famiglie hanno investito sui propri figli per dare una laurea, e poi alla fine cosa succede? Che i propri figli se ne vanno fuori e in questa regione rimane pochissimo, perché il know-how viene trasferito da questi ragazzi, viene portato a disposizione delle aziende del nord e dell'Europa a costo zero, e qui rimane semplicemente i debiti che i genitori più delle volte hanno dovuto fare per mantenere i propri figli qui all'università. Allora mi domando, se questo era lo scopo dell'università, dopo 45 anni, di avere la gran massa degli studenti che abbandona, perché è costretta ad abbandonare questa terra per cercare fortuna altrove, mi domando se questa università, dopo 45 anni, ha centrato l'obiettivo. Oggi c'è una visione diversa dell'università, le nuove tecnologie hanno proiettato l'unica linea avanti, ma si può parlare di ricchezza prodotta per il territorio? Questo ruolo dell'università è importantissimo, è tra i più importanti che noi abbiamo avuto nella nostra regione, diciamo, 1.000 miliardi di vecchie lire ben spese, si vedono i cubi, gli studenti, è stato un grande cambiamento, è stata una delle grandi modernizzazioni del dopoguerra nella nostra Calabria, dopo la riforma agraria, dopo l'immigrazione, dopo c'è stata l'università e poi Gioia Tauro. Ma se dovessimo concretizzare cosa ha portato, quali sono stati i risultati visibili in termini di sviluppo per la Calabria? L'università bisogna guardarla soprattutto come una grande esternalità collettiva, sociale. Un laureato
quest'anno le statistiche ci dicono che ha una speranza di vita di 5 anni superiore a un non laureato. Un laureato è uno che ha una maggiore partecipazione alla vita collettiva, alla vita democratica, alla vita politica. Un laureato è una persona che si ammala meno, quindi il contributo non si vede spesso in termini strettamente economicistici direi, ma è un contributo sociale notevole, quindi è salita la marea con l'università. Certo non è salita nella misura in cui volevamo, pensavamo, che i nostri fondatori dell'università pensavano. L'impatto sullo sviluppo è stato molto meno che dell'impatto sociale, ma un impatto straordinario sicuramente. Però insomma l'università investe in cervelli che poi lasciano la Calabria, quindi sostanzialmente sembrano investimenti perduti. Ma no, sono investimenti per il Paese, non bisogna pensare che l'Università della Calabria serve solo alla Calabria, serve al Paese, serve all'Europa, così come gli investimenti della Basilicata, altrimenti non si farebbero mai gli investimenti nelle regioni sottosviluppate in termini di istruzione superiore. Invece è un ottimo investimento. Certo, l'economia regionale non sopporta la qualità e la quantità di capitale umano che noi produciamo, ma è quasi sempre così, diciamo. Non è un problema che i nostri ragazzi vanno via, è normale così. Un ragazzo deve inseguire la propria felicità, e se la felicità significa Bologna, Milano, Parigi, forse è bene incentivarlo. Il problema è l'inverso, è che è un flusso unidirezionale dalla Calabria che si va verso il resto del mondo, ma il resto del mondo non viene in Calabria, quindi dovremmo cambiare il contesto complessivo, non basta solo l'università, bisognerebbe riqualificare le istituzioni, riqualificare le scuole, il teatro, l'ambiente, cioè fare una società più accogliente, in modo tale da attrarre anche cervelli che vengono formati a Milano, a Parigi, a Berlino. L'università comunque era nata anche con l'idea di essere propulsiva, di connettere anche le realtà urbane di Cosenza e Montalto Fugo, quindi di essere in qualche modo il motore dello sviluppo dell'area urbana che doveva nascere già allora e che invece si è fermata. Lo è stato per l'edilizia soprattutto, e spesso succede così per l'università. L'università è un grande motore degli immobiliaristi, diciamo, quindi è stata una gallina dalle uova d'oro, ma soprattutto per un certo tipo di edilizia, diciamo. Purtroppo l'università non ha avuto questo ruolo, anche per problemi interni alle amministrazioni pubbliche. Questa è considerata un'università di un certo luogo anziché dell'intera area urbana, e dunque ci sono piccole gelosie, piccoli dispettucci che si fanno in amministrazione. Non è mai stato fatto un piano organico che mettesse al centro l'università del territorio. Quindi questo è un luogo con l'università, ma non è una città universitaria. Questa è la grande differenza a mio avviso. Questa è la caratteristica di un grande polo della ricerca e della formazione, ma è un po' isolata, come diceva lei all'inizio, è un po', come dire, volutamente, intenzionalmente segregato in un luogo, diciamo, e quindi gli effetti di tracimazione delle grandi competenze, delle qualità di questo luogo restano grosso modo all'interno del perimetro universitario. C'era una terza missione dell'Unica, l'accentrata oppure no? Ma in parte sì, in parte no, perché il problema vero non è tanto quando l'Unical riesce a collegarsi col mondo esterno, soprattutto col mondo delle imprese, e quante imprese ci sono. Questo è un posto ormai quasi deindustrializzato. Pensi che l'industria pesa nel nostro territorio per il 4% del PIL, una cifra assolutamente irrisoria. È il grande assorbitore di novità, di tecnologie, di brevetti, di tecniche nuove vengono assorbite dall'industria. Mancando questo settore importantissimo che è l'industria, è ovvio anche le connessioni col mondo produttivo sono abbastanza contenute. L'università è un nodo, spesso un punto di rete più grande, quindi l'università nostra collabora con moltissimi altri centri di ricerca, con altre industrie europee e italiane, quindi per quanto isolata, per quanto lontana dai centri importanti dell'economia e dello sviluppo italiano ed europeo, l'università ha costruito in questi anni dei network, delle reti con altre istituzioni, con altri produttori, e quindi sta crescendo sotto il punto di vista. Ci vorrebbero anche qui delle politiche adeguate, non spesso come si fa una sommatoria di politiche non collegate, ci vorrebbe una politica organica, non basta
metaforicamente quanto è grande la tastiera del pianoforte, ma della musica che si suona. Le politiche sono distanti dagli studenti che guardano al futuro, molti già lontano dalla Calabria, altri testardamente convinti di poter essere utili alla nostra terra. Per tutti centrale resta il capitale di formazione acquisito. La qualità della didattica è alta in questa università? Sì, certo, abbiamo degli ottimi professori, le lezioni ci sono, i corsi sono ben fatti. Bisogna anche far crescere il proprio territorio, non soltanto magari il nord che già magari sotto altri punti di vista è già sviluppato. L'università che prospettive apre? Sicuramente tante, apre sicuramente la mente, apre a diverse culture, è un po' diciamo un libro aperto da scoprire. Questa università secondo te è pari alle altre università d'Italia? Magari ti confronti con altri colleghi, quello che fai secondo te è comparabile con quello che fanno i tuoi colleghi, che ti dico di Roma, di Bologna, di Trieste? Sì, certamente offre anche molto, offre uguale alle altre università. I professori sono molto in cambi, corsi ben fatti, mense, è un campus ben organizzato. Da una bella formazione sicuramente, con corsi di livello e professori di livello. Da Reggio hai scelto Cosenza e non Roma, perché? Perché scegliere Roma quando c'è l'Università della Calabria? La formazione giusta sì, più a livello didattico forse che pratico, però va bene così. Tu l'hai scelta all'Università della Calabria o eri qua e quindi era vicina? È stata una scelta un po', sei stata condizionata dalla vicinanza? No, è stata una scelta perché comunque bisogna credere nel proprio territorio, quindi bisogna valorizzare anche quello che abbiamo. Abbiamo un'università valida anche noi. È il dopo che un po' è un problema, però l'università di per sé riesce a dare una giusta formazione, diciamo. Senza ombra di dubbio abbiamo una formazione abbastanza completa, non è problema dell'università, diciamo. Basta che si studia, puoi andare benissimo avanti. La formazione è molto, il livello di informazione è molto elevato. Un'università molto importante, penso che apre mondi verso un lavoro esterno, ma non in Calabria, sempre fuori dalla Calabria. Noi siamo ritornati da Roma dopo diversi anni perché comunque abbiamo grandi speranze per il futuro della Calabria, quindi siamo molto fiduciosi. Questa università che contributo può dare per lo sviluppo della regione? Un grandissimo contributo, tant'è vero che è riconosciuta in tutta Europa e comunque forma i giovani ad un altissimo livello. È una formazione di qualità? Sì, certamente, ne sono pienamente convinto. Io sono una psicologa, psicoterapeuta, ho studiato per qualche anno, poi mi sono trasferita a Roma per completare i miei studi, però il desiderio di ritornare nella mia terra, vicino alla mia famiglia, era molto forte. Quindi ritornando mi sono data da fare, ho trovato insomma lavoro nell'ambito in cui ho studiato, cosa qui abbastanza difficile, però io ci sono riuscita. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!